Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia. E allora, vediamo un po'. Abbiamo in linea Raffaele, ci sei? Buongiorno Vito, ciao, buongiorno direttore e tutti i telespettatori, grazie. Ascolta, io ti faccio vedere anche gli amici, quelli che magari si sono sintonizzati in questo momento, quello che è accaduto ieri in Campania. Guardate queste immagini e cerchiamo di descriverle. Sei vicino al televisore? No Vito, no. C'è quel carabiniere che è stato così bistrattato da una gang. Cosa accade in Italia? C'è anarchia, voi cosa fate? Cosa state facendo in questo periodo? Siete colpevoli Guarda Vito, il problema della mancata sicurezza in Italia? La mancanza sicurezza d'Italia deriva, l'ho detto molte volte, deriva dai protocolli di intervento che non ci sono in Italia. Li abbiamo richiesti sindacalmente, abbiamo fatto delle lotte, Vito, per l'uso dello sfollagente, perché se chiamiamo manganello ci chiamano fascisti. Allora l'utilizzo dello sfollagente non può essere utilizzato se non in particolari momenti, e non può essere utilizzato e dato sul soggetto se non in determinati posti del corpo. Ti lascio immaginare cosa significa per un poliziotto intervenire oggi durante una rissa e pensare dove poter colpire e dove non poter colpire. Questa è la gravità della situazione, Vito. Cioè, qui stiamo guardando un insieme di ragazzi che va, il più giovane aveva 17 anni, ma gli altri 27, 28, addirittura uno di 42. È una gang, insomma, che erano in lotta fra di loro. Un carabiniere in borghese si è avvicinato e questo lo hanno pestato. Adesso guarda, basta che tu mi hai descritto così la situazione. È una situazione che si verifica soprattutto per gli operatori delle volanti, che sono H24 in piazza, che quando la gente ha bisogno chiama la polizia e i carabinieri a intervenire. Otteniamo questi risultati. La gente è pronta a riprenderti anziché darti una mano, perché le persone possono anche darti una mano per legge, tra le altre cose, a intervenire, e la gente pensa a fare le fotografie, a fare i video, messaggi poi inseriti nei social, anziché poi, ripeto, darti un aiuto. Questo poi si rivolta quando entri in un'aula di tribunale, perché tantissime volte tu passi dalla parte del torto, anzi sempre dalla parte del torto, perché hai usato una violenza non corrisposta all'attacco. Quindi di cosa stiamo parlando? In Italia vogliamo cambiare le leggi, io non faccio il politico, io faccio il sindacalista e arrivo con i numeri e con i fatti. Basta che guardi quello che succede nelle rotte balcaniche, quello che è successo in questo periodo, in questo ultimo mese di immigrazione, caro Monaco e ai telespettatori. È una vergogna totale. Poi la gente si lamenta se questi scappano dai centri di accoglienza, di prima accoglienza, e scappano. Ma è questo che mi chiedo. Voi, quando c'era quel povero ragazzo che stava prendendo un po' di sole, elicotteri, pattuglie a destra, manca. E adesso sì, ma è così. Insomma, ma è così, ma chi è che lo vuole? Il ministro? E allora che ministro abbiamo, scusa? Ma caro direttore, quando un ministro dell'interno viene in Friuli Venezia Giulia, dice che l'emergenza balcanica non è un problema, ma dove vogliamo andare? 2 settimane fa, meno di una settimana fa, si è resa conto che quello era stata una idiozia,
Bene, adesso cosa vogliono fare, Monaco? Vogliono mandare 100 militari ai nostri confini. Allora, io dico che queste sono cose, metodi palliativi, perché non esiste mandare 100 militari per risolvere questa questione dell'immigrazione e della rotta balcanica che tutti conosciamo, che tutti conoscono, Vito. Questo è il problema. Allora, diciamo che questa coperta ormai, Vito, ha fatto i buchi, tira di qua, tira di là, e hanno preso male le misure, perché qua i buchi ci sono da tutte le parti. Poi cosa vuole fare? Vogliono chiudere, vogliono rinforzare i valichi, e quindi lasciamo scoperti i boschi da dove questi transitano, il che significa che queste persone, entrando in Italia, ce le dobbiamo accollare, ce le teniamo, perché si materializza questo problema sulle strade di Trieste, di Udine, di Pordenone, di tutto il Friuli Venezia Giulia. Vengono presi, vengono identificati, e tra le altre cose vengono identificati, abbiamo scoperto, e di questo abbiamo ben 14 colleghi in quarantena in Friuli, perché sono andati a fare un intervento. Avrai sentito, i telespettatori, il problema di Udine della Cavarzerani. Bene, questi nonostante tutto vogliono rinforzare i valichi principali per lasciare scoperto gli altri. Quindi qui è un problema che va veramente al di là, la Croazia, la Slovenia, che lasciano transitare, che accompagnano ai confini queste persone per farli passare, perché se li vediamo noi li vedono anche loro. Capisci, Vito, qual è il problema? Certo. E poi mandare 100 militari, mi devi dire che senso ha su 54 chilometri di confine, tra le altre cose, e poi il lavoro sporco, la identificazione, la burocrazia italiana è a scapito sempre del poliziotto, il che significa che tu mi devi mandare, purtroppo cadiamo lì, polizia, carabinieri in Friuli Venezia Giulia in questo momento. Adesso è stato fatto una massa di trasferimenti nuovi in eccezione per il Friuli per tutta l'Italia, e in Friuli Venezia Giulia hanno mandato 13 persone alla questura, 5 alla polizia di frontiera e 5 a Gorizia. A posto siamo. Dimmi se una serie di movimenti è questo. C'era un concorso che doveva uscire a ottobre, fra 2 mesi doveva uscire un concorso, a luglio doveva uscire un concorso, l'hanno spostato a ottobre. Vuol dire che la politica della sicurezza non gliene frega assolutamente niente, se non il campagna elettorale. Ci sentiremo più avanti anche in studio, Raffaele Padrone. Intanto grazie. Buone ferie, buon 15 agosto a tutti i telespettatori, grazie. Ciao Vito. Raffaele Padrone, grazie. Grazie, buongiorno. Grazie infinite. Permettetemi un attimo di... ragazzi, è una cosa personale, non l'ho mai fatto, però siccome Filippo Lazzarin è stato sempre costantemente un mio ospite, e ringrazio Anna di Torrelli che me l'ha ricordato, perché io sapevo solo dell'incidente, ma non sapevo della perdita, della morte del piccolo, del giovane Marco.